Prima la dichiarazione di ammissibilità, poi l'accantonamento, adesso la riscrizione. Parliamo dell'emendamento alla legge di stabilità in discussione alla Commissione Bilancio della Camera, a firma congiunta dei parlamentari agrigentini del PD Angelo Capodicasa e Maria Iacono, che prevede la proroga per un altro anno dei contratti a 22.000 precari di enti locali ed ASP in Sicilia, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nei giorni scorsi era scattato l'allarme per il fatto che la Ragioneria Generale aveva espresso forti dubbi sull'emendamento, da minacciarne la bocciatura. E così Capodicasa e Iacono hanno riscritto la proposta che adesso ha avuto il via libera dalla Commissione. Dunque si compie un passo in avanti verso la proroga dei contratti. A seguire la vicenda a Roma sono il governatore Rosario Crocetto e il assessore all'economia Alessandro Baccei, che hanno incontrato diversi tecnici del Ministero delle Finanze ed ottenuto l'istituzione di un tavolo tecnico che si metterà al lavoro immediatamente. Proprio oggi al presidente della Commissione Bilancio della Camera Boccia del PD è giunto un pesante appello dei sindaci agrigentini, primo firmatario Emilio Messana di Racalmuto, con il quale hanno chiesto l'immediata approvazione dell'emendamento Capodicasa Iacono volto alla proroga dei contratti. Messana, ricordiamo, ha promosso per ben 2 volte assemblee di sindaci per discutere la questione. E se l'avvertenza precari si avvia in qualche modo a soluzione con l'ennesima proroga dei contratti, sul fronte dei lavoratori della formazione professionale in Sicilia arrivano altre novità. Si parla di almeno 4.000 esuberi che dovranno essere dirottati verso la cassa integrazione guadagni, ma per poter accettare almeno una parte delle richieste servirà, secondo fonti dell'assessorato al lavoro, ancora una trattativa col Ministero e con l'INPS, mentre non potranno essere siglati i contratti di solidarietà. L'incontro fra governo e sindacati e della formazione professionale non ha risolto i problemi, anzi ha acuito la tensione, visto che ora ci sono 4.000 lavoratori in bilico su 8.000. Proprio in vista dei problemi nell'ottenere la cassa integrazione, gli enti gestori dei corsi avevano optato per i contratti di solidarietà. I lavoratori hanno accettato decurtazioni da quasi 400 euro lordi al mese per evitare licenziamenti. Ieri però l'assessore al lavoro Bruno Caruso e la dirigente Anna Corsello hanno comunicato a CGIL, CISL e UIL che sono emerse difficoltà nella ratifica di questi accordi e dunque si prevedono iniziative di lotta da parte di lavoratori e sindacati.